Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 5745 55. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Benvenuti gentili amici e amiche a Linea Notte infofriulitv.net. Poco dopo le 17 di oggi, martedì 15, in prossimità del nodo A423 sulla carreggiata in direzione Venezia, un uomo è stato trovato riverso a terra lungo la corsia di sorpasso vicino alle barriere di sicurezza. A notarlo è stato un tecnico di Autovie Venete che ha prontamente chiamato il centro radio informativo della concessionaria. Sul posto sono accorsi gli ausiliari alla viabilità e i sanitari del 118 per le prime cure. L'uomo, al momento dei soccorsi, era cosciente e aveva una ferita a una gamba, rilievi in corso da parte della Polstrada che sta indagando sull'accaduto. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 829 nuovi contagi, il 7,86% dei 10.551 tamponi eseguiti e 26 decessi da Covid, ai quali si aggiungono 16 avvenuti a domicilio fra il 19 ottobre e il 9 dicembre e altri 10 nel periodo tra l'11 e il 13 dicembre. Scendono a 56, erano 58 i pazienti in cura in terapia intensiva e diminuiscono anche i ricoverati in altri reparti che oggi risultano essere 654. Ha comunicato, come sempre nella nota stampa, il vicepresidente Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano a 41.320, alle quali si aggiungono 509 persone da fuori regione. I casi attualmente di infezione risultano essere 14.524. I decessi complessivamente ammontano a 1.299, i totalmente guariti 25.497, i clinicamente guariti 585 e le persone in isolamento 13.229. Il dottor Massimo Braganti, direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, è stato ricevuto a Palazzo d'Aronco, sede del comune di Udine, dal sindaco Pietro Fontanini alla presenza dell'assessore alla sanità Giovanni Barillari. Durante l'incontro si è parlato non solo della tenuta del sistema ospedaliero di fronte alla pressione determinata dalla situazione ancora in corso, ma anche del modo in cui la politica e la sanità devono risultare alleate nella lotta al virus.
Velocemente la pagina sportiva. È terminata a reti bianche la sfida casalinga dell'Udinese contro il Crotone, giocata nel pomeriggio allo Stadio Friuli, valida per la 12ª giornata del girone d'andata di Serie A. Udinese prevedibile sprecona, con Codraz, portiere dei calabresi, imperforabile. L'Udinese in gol va, ma il VAR annulla. Per la precisione è stata un'incursione di De Paul, girata in porta debolmente da Nestorowski. Un gol di Pussetto, sempre imbeccato da De Paul, viene annullato per fuorigioco. Domenica alle 12:30 trasferta in Sardegna per il match contro il Cagliari. In Serie B pari anche per il Pordenone, che a Lignano impatta contro il Brescia. Eppure si erano messe bene le cose per l'11 di Tesser, dopo 5 minuti di gioco, in vantaggio grazie a Diav. Nella ripresa, al minuto 8, pareggio delle rondinelle con Spelek, ospiti in 10 dal 10°, ma Pordenone incapace di sfruttare al meglio la superiorità numerica. Nel prossimo turno trasferta in Liguria, per la precisione a Chiavari, per il match contro la Virtus Entella, che si giocherà venerdì alle 21. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e vi diamo appuntamento per le altre notizie. Buonanotte. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 5745 55. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay.